Ben ritrovati tutti quanti, anche oggi siamo noi che vi accompagniamo, Don Paolo e Jane. Oggi è mercoledì 26 aprile 2023, terza settimana del tempo di Pasqua e ascolteremo il Vangelo per prepararci a vivere la prossima domenica 30 aprile la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, la 60ª edizione. Vogliamo allora prepararci all'ascolto del Vangelo invocando lo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Ascoltiamo il Vangelo di Giovanni dal capitolo 6, versetti 35-40. In quel tempo disse Gesù alla folla: Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. Vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa, infatti, è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Riprendiamo la lettura dopo la pausa di ieri del capitolo del Vangelo di Marco, riprendiamo la lettura del Vangelo di Giovanni, discorso che Gesù fa alla folla che aveva partecipato alla moltiplicazione e che aveva visto le guarigioni. Il discorso sul pane della vita. Io sono il pane della vita, abbiamo ascoltato. Gesù lo dice di sé, si presenta alla sua folla che lo ascolta come cibo. L'uomo, ma i discepoli di allora e l'uomo di ogni tempo, noi i credenti ad adesso, abbiamo fame e sete. Fame e sete di verità, di rapporti autentici, di profondità, di significati, di riscatto, di seconde opportunità. E Gesù si presenta allora, ma anche oggi, come cibo e bevanda di vita eterna, di vita piena, vita nuova. Dice proprio così: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. Questa rivelazione di Gesù che fa nel suo discorso con la folla, c'è motivo di gioia, perché c'è per noi possibilità di trovare, di poter avere quella realtà che può dare pienezza alla nostra vita, ed è Lui, si propone. Lui, mandato dal Padre, Lui fa questo perché ha una missione. Colui che verrà a me non lo caccerò fuori, perché non sono disceso dal cielo per fare la mia volontà, ma la volontà del Padre mio, e la sua volontà è che nulla vada perduto. Questa frase che Gesù dice, queste parole che Gesù dice, ci fanno intuire il grande amore che Dio ha per l'uomo, per ogni uomo, per noi, in ogni tempo. È Gesù che attua nella sua vita questo amore di Dio per l'uomo. Qui è rivelata allora a noi la credibilità dell'amore chiamante di Gesù. È un amore che chiama alla vita e che ci chiama a vivere. Dio non vuole che nulla di ciò che viviamo sia perduto o vada perduto. Lui, pane di vita, nutrimento per noi, Lui mandato dal Padre perché noi non andiamo perduti, siamo chiamati proprio a rispondere di fronte a questo dono, ad accoglierlo per sperimentare in noi la risurrezione. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno, questa vita nuova. Un meraviglioso poliedro allora è la Chiesa di Gesù Cristo quando lascia che Dio Padre si prenda cura di ogni suo figlio attraverso di Gesù.
E come ogni giorno questa settimana concludiamo con la preghiera pensata appunto per la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Padre buono, datore della vita, il creato, il tempo, la storia ci parlano di te, del tuo amore e della tua passione per ognuno di noi. A te, che ci hai chiamati fin dal seno materno, seminando in noi desideri grandi di felicità e di pienezza, chiediamo, manda il tuo Spirito a illuminare gli occhi del nostro cuore, perché possiamo riconoscere e valorizzare tutto il bene che hai regalato alla nostra vita. Fa che ci lasciamo attraversare dalla tua luce, perché dalla tua Chiesa si riverberino i colori della tua bellezza e ognuno di noi, rispondendo alla propria vocazione, partecipi dell'opera meravigliosa e multiforme che vuoi compiere nella storia. Te lo chiediamo in Cristo Gesù, tuo Figlio e nostro Signore. Amen. Ci salutiamo allora e ci congediamo da questo momento che abbiamo vissuto insieme di ascolto e di preghiera nel segno del Gesù risorto, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E buona giornata a tutti. A domani.